questa amministrazione prendesse sui rifiuti e invece mi fa la ecco. Diciamo, anche questa è la verità. Poi tutto il resto sono tutti, come dire, effetti collaterali. A Tradeco, sinceramente, quando io sono stato eletto sindaco, mi sono presentato in campagna elettorale con un programma, con una coalizione, abbiamo messo tanti punti, non c'era assolutamente nel programma un accenno, c'è scritto gestione dell'appalto rifiuti, perché si presumeva che l'appalto rifiuti fatto con un capitolato della gara europea durante 7 anni funzionasse. Quindi questo noi ce lo siamo trovato, come dire, tra ieri, un problema. È uno dei tanti problemi che ci siamo trovati e non abbiamo nel programma elettorale. Chiaramente le cose a volte si scoprono entrando dentro le case, quindi fuori uno le cose non le sa, entra dentro le trova. E quindi questo l'abbiamo trovato. È vero che l'opposizione ci ha sempre fatto notare le problematiche, è vero, però a fronte di un appalto di 90 milioni di euro, coinvolti 34 comuni, 35, c'era un periodo di start-up di 3 mesi, poi sono stato a 6, non ricordo, lasciamo perdere tanto 3 mesi più, 3 mesi meno, non è un problema. Guardate che noi siamo qua da 2 anni, non siamo qua da 20 anni, quindi i primi 6 mesi era l'avvio del servizio, ne restano 18. Nei secondi 6 mesi il servizio non si è avviato. Guarda che noi è un anno che quei sindaci facevano riunioni su questo argomento qua. Non è che ci siamo svegliati l'altro ieri e ieri abbiamo